Ci troviamo sul confine tra l'Ungheria e l'Ucraina, dove in questi giorni si sta svolgendo un quadrangolare di calcio con dei bambini ucraini, ungheresi e italiani. Stanotte tutti siamo stati svegliati da un allarme, abbiamo ascoltato le sirene che provenivano dalla vicina Ucraina, però in questa mattina di tranquillità tutti i bambini in questo momento sono stati portati in piscina per giocare insieme e farli vivere un weekend di pace. Le squadre ucraine hanno raggiunto la località sicura sul confine con mezzi propri e con il treno, venendo accolti dal sindaco di Zaogni che ha ospitato le squadre e gli accompagnatori nel locale collegio. Dopo i saluti di rito degli organizzatori c'è stato l'intervento del console onorario d'Italia Roberto Sarcià, friulano, che ha fatto il punto della situazione ed alcune considerazioni sull'evento. A distanza di un anno e mezzo ci ritroviamo al confine con Ucraina e Ungheria in un momento completamente diverso. Oggi la giornata è dedicata totalmente ai bambini, in particolare agli ospiti che vengono dalle due squadre che vengono dall'Ucraina, una da Lvov, l'altra da Uzhgorod, che sono ospiti particolari in questa situazione. È importante la solidarietà, è importante che il messaggio di pace arrivi, è importante che la guerra non continui a essere come tante volte si pensa una normalità. La guerra non è normalità, la guerra è tragica e in questi momenti servono soprattutto per i bambini e per le proprie famiglie a dimenticare per qualche ora che la normalità non è la guerra ma è la pace. Si sono giocate le partite nei campi preparati per l'occasione e l'atmosfera era così carica di emozione che alla fine tutti, compresi gli arbitri, non si ricordavano i risultati reali, ma erano soddisfatti per aver trascorso un pomeriggio di serenità e di pace. Tutti in fila ordinata per ritirare medaglie, premi e i preziosi doni inviati direttamente dalla FIGC di Coverciano, magliette, borse, giacche a vento, materiale tecnico. Presente alla premiazione anche il già console onorario italiano a Leopoli, Gianluca Sardelli, originario di Gorizia. Il gioco del calcio, il nuoto e la socializzazione, le armi vincenti dei piccoli fanciulli per superare le ostilità e l'odio seminato dalla guerra e ritrovare la via della pace. Regista dell'operazione Giovanni Colosimo, presidente dell'AICS Ungheria, ente di promozione cultura e sport riconosciuto dal CONI, che ha voluto rimarcare il prezioso sostegno ed aiuto della nazionale di calcio italiana. Non ci sono parole per descrivere il grande cuore del presidente Gabriele Gravina, che con la sua FIGC ha mandato tanto materiale tecnico per i bambini ucraini che sono soddisfattissimi e stanno rientrando con la gioia nel cuore per i tanti regali ricevuti proprio dalla FIGC e che li hanno resi felicissimi e contenti. Per la cena finale, tutti in cucina sotto la guida dello chef Eugenio Spagnolo, giunto da Budapest. Sono stati cucinati i prodotti donati dalle aziende friulane aderenti al circuito Io Sono FVG. In cucina anche la mamma di un piccolo calciatore italiano, Alessandra Vesca, friulana di Mortegliano, ed il console Roberto Sarcià, che tolti gli abiti istituzionali ha servito al tavolo i piccoli campioni che hanno insegnato con il loro comportamento ed esempio come attraverso il gioco e la socializzazione attiva si possa pensare al futuro ed iniziare a parlare di pace. Ancora una volta la solidarietà friulana senza confini e l'esempio concreto sul territorio dei nostri corregionali hanno fatto la differenza.